È stata celebrata anche a Porto Empedocle la Giornata del Mare, istituita con il decreto legislativo 229 del 2017, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la cultura del mare. Nella sede della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle si sono recati le classi del terzo, quarto e quinto anno dell'Istituto Nautico Gallo, 48 studenti, nonché altri 19 studenti dell'Istituto Tecnico Fermi di Aragona. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Antonio Vendriglia, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. La Giornata del Mare è stata istituita nell'anno 2017 con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza ambientale nelle nuove generazioni, in particolare negli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Infatti oggi abbiamo qui tra di noi gli alunni dell'Istituto Nautico di Porto Empedocle, l'Istituto Gallo, ai quali noi illustreremo le principali linee di attività della Capitaneria attraverso una presentazione e poi dopo saranno resi partecipi di una esercitazione in porto, in cui verrà simulato uno scenario emergenziale che parte da un incendio a bordo di un peschereccio. Perché è importante questa giornata? Perché si deve trasfondere nelle nuove generazioni quella che si chiama la cultura del mare, che dovrebbe tradursi nella cultura delle responsabilità che ciascuno di noi deve assumere nel prendere atto, come diceva lei, dell'importanza vitale del mare, che va visto come patrimonio da salvaguardare per restituirlo integro alle nuove generazioni. Agli studenti sono state illustrate le linee di attività della Capitaneria di Porto, enfatizzando le funzioni legate alla tutela ambientale e della risorsa ittica. Presenti anche i marinai d'Italia e del gruppo Amni di Porto Empedocle. La Giornata del Mare, infatti, si fonda anche sull'apporto di esperienza del personale della Forza Armata in congedo, che rappresenta il legame con un passato che non si deve perdere nell'ottica dell'affermazione di un modello esistenziale basato sui principi dell'etica e della solidarietà sociale. Per noi docenti e studenti del nautico il Giorno del Mare è proprio una festa attesa, preparata durante tutto l'anno, dove i nostri ragazzi possono fondere sia le conoscenze teoriche sviluppate a scuola e metterle in pratica sfruttando anche l'esperienza degli ufficiali e dei sottufficiali della Capitaneria di Porto attraverso esercitazioni veramente realistiche dove possono loro capire effettivamente sia l'importanza del lavoro della Guardia Costiera, quindi della conoscenze marittime, sia l'importanza che ha anche questo tipo di attività sia sull'impatto marino sia sull'impatto comunque della sicurezza della navigazione civile. Quindi tutti in porto, dove è stata simulata una situazione emergenziale provocata da un incendio divambato a bordo di un motopeschereccio, alla quale si è fatto fronte sotto il diretto coordinamento della sala operativa della Capitaneria di Porto, con il supporto di un rimorchiatore e l'ausilio dei Vigili del Fuoco e del 118. Da ultimo sono state attuate le procedure operative in relazione allo sversamento di idrocarburi negli specchi acquei portuali provocato dall'incendio a bordo del motopesca. Le impressioni sono state delle impressioni molto forti, perché noi abbiamo provato a fare, a rappresentare, a replicare queste simulazioni che abbiamo visto oggi con la Guardia Costiera a scuola e abbiamo fuso queste cose insieme, abbiamo visto in prima persona queste cose tramite la Guardia Costiera, che hanno svolto un lavoro fantastico insieme alle altre istituzioni portuali che sono gli ormeggiatori, i pilota eccetera eccetera. La tua passione per il mare nasce da cosa? Nasce sin da bambino, mio padre mi ha portato in barca, noi abbiamo la barca e quindi io sono stato sempre appassionato per il mare e quindi ho continuato, ho deciso di prendere questo percorso di studi. Un percorso di studi che ti porterà dove? In questo momento io sto facendo costruzione e impianti del navale, quindi sarò diretto a fare un'accademia di sala macchine o comunque fare un'ingegneria navale. E questo sarebbe l'obiettivo, ecco.